Omicidio di paese, confermata in appello la condanna all'ergastolo per Sergio Miglioranza, il 73enne accusato di aver dato fuoco all'abitazione nella quale morirono la moglie e un'amica di lei nel mirino dell'uomo, l'assicurazione della casa. Soddisfazione per la figlia di Fiorella Sandre, l'amica della moglie di Miglioranza, morta nella trappola di fuoco. Spero che questa storia si chiuda a breve, non posso perdonare l'uomo che mi ha portato via tutto, la difesa ricorre in Cassazione. Condannato il 44enne che a Villorba spinse l'anziano durante una lite per il parcheggio, facendolo cadere e battere la testa. L'imputato in aula: non sono un assassino, la rabbia dei familiari della vittima, abbiamo perso nostro padre. Urta con l'auto un 40enne in bicicletta facendolo cadere, non prestandogli soccorso. La polizia locale di Villorba rintraccia poche ore dopo la donna al volante denunciandola. 57 neocarabinieri tra 19 e 24 anni in servizio da oggi nelle caserme della Marca per rafforzare la sicurezza, furti, baby gang e violenza di genere e le priorità dei nuovi rinforzi. Parca piani mentre continua il disagio di residenti e visitatori per trovare un parcheggio. L'assessore Zampese rassicura: la prossima settimana riapre il piano interretto entro metà marzo tutto il parco. Ormai superato il picco dell'influenza stagionale che ha costretto a letto 110.000 trevigiani, intanto dagli ospedali arriva un'altra buona notizia: il Covid azzerato. Questa mattina nella palestra Aurora Sant'Antonino l'ultimo saluto al professor Antonio Zappador, esule istriano, storico docente di inglese e socio onorario dell'Ateneo di Treviso. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi titoli, l'avete sentito, la cronaca, soprattutto in primo piano: rogo di Castagnole, la Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha ribadito la sentenza di primo grado ergastolo per Sergio Miglioranza, il 73enne accusato della morte della moglie Franca Fava e dell'amica Fiorella Sandre. Non posso perdonare per lui, provo indifferenza, come uomo non vale niente, dice la figlia di Fiorella, Martina Sandre. Finalmente un altro tassello è stato aggiunto, come dicevo, a questa storia che è un po' infinita comunque, però sì, contenta del risultato. Adesso probabilmente ci sarà la richiesta per la Cassazione da parte della difesa, quindi speriamo che entro fine anno si possa chiudere questa storia, perché per me, per la mia famiglia, ma anche per le due donne che sono già quasi 5 anni che non ci sono più. Era in aula Martina Sandre, figlia di Fiorella, quando la Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato l'ergastolo per Sergio Miglioranza, il 73enne accusato del duplice omicidio della moglie Franca Fava, 68 anni, e della sua migliore amica Fiorella Sandre, 74, entrambe morte nel rogo della loro abitazione di Via Feltrina a Castagnole di Paese. Anche per il secondo grado di giudizio non ci sono dubbi sulla colpevolezza dell'uomo, sul fatto dunque che sia stato lui ad appiccare le fiamme alla casa con le due donne dentro quella maledetta notte del 10 giugno 2020, e questo allo scopo di intascare i 280.000 euro dell'assicurazione. 11 punti di innesco contati dai pompieri che fin da subito parlarono di un incendio doloso, violentissimo nella dinamica. In 8 minuti la devastazione, con Franca e Fiorella che avevano già qualche problema di deambulazione, rimaste intrappolate in un inferno di fuoco. Le vie d'uscita, altro elemento, erano state bloccate con del materiale. Martina Sandre oggi racconta di quella madre sempre presente che aveva deciso di vivere con l'amica Franca per aiutarsi vicendevolmente. Anche per lei l'incriminazione di Miglioranza fu all'epoca uno shock. La notte stessa sono andata anche in ospedale io, mentre i vigili facevano il loro lavoro, giustamente, che anzi ringrazierò sempre. Quindi ho parlato anche con lui, lui mi ha detto che praticamente stava cercando di portare via delle bombole, stava cercando di uscire. E più volte in quasi 5 anni di indagini e processi quell'uomo se lo è ritrovato davanti. Ogni volta lo guardo con indifferenza, perché secondo me non ha neanche senso arrabbiarsi perché alla fine non è un uomo, perché se fosse stato uomo avrebbe cercato di aiutare le due donne. Per me è un uomo che non vale niente. Il perdono, c'è spazio per il perdono in questi casi? Per quanto mi riguarda no, perdonare no, essere indifferenti sì. Avevo solo lei come famiglia, mia mamma era ragazza madre, mi ha tirato su da sola, non mi ha mai fatto mancare niente, quindi ho perso praticamente una parte di me, perdendo lei ovviamente. Il rogo di Castagnole, l'avvocato Fabio Crea, difensore di Miglioranza, è pronto a ricorso in Cassazione. Ci sono punti illogici, dice.
Io mi sono permesso di definirlo un po' scherzosamente, sia nell'atto d'appello che in aula, un Mr. Fantastic, quello che nei fumetti aveva i bracci allungabili, travestito da uomo ragno che saltava da una parte all'altra, perché credo che un po' di irragionevolezza nella valutazione di questa dinamica dei fatti ci sia. Fabio Crea, avvocato di Sergio Miglioranza, lo definisce fattore umano. Impossibile che un ultrasettantenne con diversi acciacchi abbia potuto creare quell'inferno di fuoco, capace di distruggere una casa e 2 vite. E se Miglioranza è colpevole, dovrebbe aver espletato tutto il suo programma criminale compiendo un percorso che copre 3.500 metri quadrati dell'esterno della sua abitazione, innescando 10 aree e 20 punti, andando dentro l'abitazione e innescando altri 2 punti, poi uscire, in tutto questo mentre chiamava il 113. C'è poi un altro elemento che per la difesa potrebbe essere motivo di ricorso in Cassazione. Non è mai stato rinvenuto alcun accelerante, è stato sempre dedotto sulla base di una ipotesi di colpevolezza, soprattutto perché uno dei componenti della benzina sono gli idrocarburi che sono contenuti nel materiale plastico di cui era pienissima l'abitazione all'interno e all'esterno delle Miglioranza e bruciando i quali materie plastiche si producono appunto idrocarburi. Oggi in via Feltrina 76 resta la casa dell'orrore, un relitto che racconta l'ossessione di Miglioranza, vero e proprio accumulatore seriale, un quadro complesso, dice Crea, che la Corte d'Assise d'Appello di Venezia avrebbe liquidato troppo in fretta. Anche qui conta il fattore umano, cioè veramente capaci nel momento in cui quello che io molto più modestamente sono riuscito a assorbire in 3 mesi lo abbiano letto, capito, assorbito, valutato e deciso in 3 ore di Camera di Consiglio. Questo devo dire che questo mi ha sorpreso. Quindi un processo troppo complesso per essere liquidato in 3 ore di Camera di Consiglio. Forse per le mie poche capacità. Condannato per omicidio preterintenzionale, il 44enne che a Villorba spinse l'anziano durante una lite per il parcheggio facendolo cadere e battere la testa. L'imputato in aula: non sono un assassino, i figli della vittima, abbiamo perso nostro padre. La lite, poi la spinta e la tragedia. Marco Braido, 44 anni, accusato dell'omicidio dell'anziano commerciante Giovanni Gagno, avvenuto a Villorba il 23 luglio del 2020, è stato condannato a 4 anni, 7 mesi e 10 giorni di carcere con il rito abbreviato che gli consentirà di ottenere uno sconto pari ad 1/3 della pena. Una discussione scoppiata quando l'imputato quel giorno arrivò in auto nell'abitazione degli ex suoceri vicini di casa dei coniugi Gagno in via Fontane. Braido fece spostare il furgone di alcuni operai impegnati in lavori nella casa dei 2 anziani. Questo innescò il diverbio, prima con la moglie della vittima, che secondo l'accusa fu spinta, e poi l'imputato fece lo stesso con il marito, che cercò di difendere la donna. L'anziano però finì a terra sbattendo violentemente la testa. Dopo un giorno in ospedale morì. Nessuna soddisfazione, spiega il figlio Gastone Gagno: ho perso mio padre. Si chiude oggi una vicenda dolorosa che è durata troppo, secondo me, però insomma alla fine è arrivata questa condanna sulla quale per il momento preferisco non esprimermi, perché è una cosa così inaspettata, quindi preferirei parlarne con i nostri avvocati, poi eventualmente vediamo. Giovanni Gagno non è morto per una fatalità ma per mano di Marco Braido, hanno spiegato in una nota i legali della famiglia della vittima Vincenzo Arcidiacono e Alberto Zannini. L'omicidio è stato un fatto doloso e non il risultato di una condotta colposa. Alla famiglia Gagno interessava più di ogni altra cosa che la volontarietà del gesto di Braido fosse accertata, e così è stato. La Corte è stata clemente nella sanzione penale, ma nulla levato alla gravità della condotta di Braido, visto che ha liquidato a favore della famiglia Gagno, a titolo di sola provvisionale, ovvero risarcimento immediato, la somma di 250.000 euro. L'avvocato Esmeralda Di Risio, difensore di Marco Braido, ha sostenuto invece la tesi che non ci fosse una prova della spinta né a Gagno né alla moglie. È una sentenza, ci dice, che ha fatto giustizia. Vediamo le motivazioni della sentenza e poi vedremo se proporre appello. Sono soddisfatta perché non ritengo che per un fatto concreto
così, che non è un fatto lieve. Questa difesa ha sempre sostenuto la gravità, è morta una persona, ma il problema qual è? Capire se veramente il signor Gagno è stato spinto, e secondo noi dalle indagini della procura questo non emerge. Continuiamo con la cronaca. Sono bastate poche ore agli agenti della polizia locale di Villorba per rintracciare la donna al volante dell'auto che, dopo aver urtato un uomo in bicicletta, si è allontanata senza prestargli soccorso. Agli agenti della polizia locale Postumia Romana che l'hanno raggiunta ha spiegato di non essersi accorta di aver urtato un ciclista facendolo cadere a terra. Per la donna, 40 anni, è scattata una denuncia per omissione di soccorso. Tutto accade la mattina di martedì intorno alle 7:45, quando un uomo, anche lui di 40 anni, in sella alla sua bicicletta, sta percorrendo via Rosselli nella zona industriale di Villorba per raggiungere il posto di lavoro. All'improvviso il ciclista viene accidentalmente urtato da un'auto e cade a terra. Soccorso dai sanitari del SUEM, viene trasportato in pronto soccorso, per lui diverse contusioni, fortunatamente non gravi. La vettura, dopo lo scontro, anziché fermarsi, prosegue la sua corsa. Sul posto arrivano gli agenti della locale che iniziano le indagini che in poche ore permettono di risalire all'auto coinvolta nell'incidente e alla donna che sarebbe stata al volante e che ha dichiarato di non essersi resa conto dell'accaduto, mettendosi a piena disposizione dei vigili. Nei suoi confronti è scattata la denuncia, mentre la vettura è stata posta sotto sequestro. Un plauso va alla polizia locale perché appunto è arrivata sul posto in primis per soccorrere il malcapitato e subito dopo ha inviato l'indagine per trovare il responsabile di questo incidente. In poche ore, grazie anche alla nostra videosorveglianza presente nel territorio, è stato possibile raggiungere il veicolo che ha provocato questo incidente. E il comune di Villorba sta investendo ulteriormente sui sistemi elettronici in città. Abbiamo già finanziato altre risorse per altre 10 telecamere, di cui 7 saranno dei lettori targhe. Attimi di paura intorno alle 14:30 lungo il PUT a Treviso, all'altezza di Porta San Tommaso. Un'auto condotta da un 60enne ha perso il controllo e si è schiantata contro il palo che sorregge la segnaletica verticale sul lato destro della carreggiata. Un impatto che ha causato l'invasione dell'auto, una Toyota Yaris Cross, delle altre corsie, scoppiati gli airbag, ma la signora è in gravi condizioni. Sul posto un'ambulanza del SUEM 118, i vigili del fuoco e la polizia locale intervenuta per dirigere il traffico, che in pochi minuti ha intasato Viale Fratelli Cairoli. Attivata anche la sicurezza ambiente per la rimozione dei detriti, disagi per la circolazione nel raccordo cittadino. Furti baby gang nella Marca arrivati i rinforzi. Si tratta di 57 carabinieri, tutti tra i 19 e i 24 anni, hanno preso servizio nei vari comandi questa mattina alla presentazione al comando di via Cornarotta. Il senso di vicinanza al cittadino e il poter fare realmente qualcosa non soltanto per me stessa e per i miei colleghi, ma anche per la società. 21 anni, catanese, Sara Gloria Resina è una dei 57 carabinieri che in questi giorni stanno prendendo servizio nelle stazioni della Marca. Parla di valori da giovane militare in rappresentanza dei colleghi, tutti tra i 19 e i 24 anni, provenienti dalle scuole allievi di Roma, Torino, Campobasso, Iglesias e Reggio Calabria. Il contingente più significativo arriva dalla Sicilia, giovani che dovranno parlare soprattutto ad altri giovani in tempi di disagio crescente. Baby gang è una delle priorità. Loro sono espressioni della gioventù moderna, quindi sono espressioni della nostra gioventù, sono tutti ragazzi molto giovani che chiaramente però hanno altri valori e questo li può aiutare molto nell'attività colloquiale anche per quanto concerne appunto le devianze giovanili. C'è poi il contrasto alla violenza sulle donne, più in generale il pattugliamento del territorio alle prese con l'ormai cronica allerta furti. 7 i carabinieri immessi al comando di Castelfranco, 9 a Conegliano, Montebelluna 11, Vittorio Veneto 10, la parte del Leone, Treviso con 20. Questa non è una chiaramente immissione straordinaria, quindi non c'era necessità chiaramente di una immissione straordinaria per quello che sono la sicurezza e l'ordine pubblico nella provincia di Treviso, però sicuramente implementeranno il servizio di controllo del territorio. Lavorare quindi sul campo, i rinforzi ora ci sono e hanno le idee chiare.
chiare. Di avere una voce tramite noi, tramite la nostra disponibilità e tramite quelli che sono i nostri compiti, ma più che altro i nostri doveri, oserei dire. Quindi un supporto a 360 gradi che è anche psicologico per certi versi. Soprattutto psicologico. Certe volte il supporto psicologico è più richiesto addirittura di quello fisico in molte occasioni. Pasticceria a conduzione familiare pilotata al fallimento, 3 imprenditori originari del Veneziano denunciati per bancarotta fraudolenta, l'operazione della Guardia di Finanza di Treviso. Sono state occultate le scritture contabili, è stato aggravato il dissesto di oltre 300.000 euro, è stata distratta l'azienda in favore di un nuovo soggetto giuridico costituito ad hoc, sono state compiute distrazioni patrimoniali per oltre 150.000 euro, il tutto in danno dei creditori della società dichiarata fallita. Tutte condotte perseguibili, quelle messe in atto dai 3 familiari originari del Veneziano e titolari di una pasticceria nell'Interland trevigiano. L'operazione delle Fiamme Gialle di Treviso volta a contrastare le condotte finalizzate a sottrarre il patrimonio di attività insolventi. La pasticceria infatti è stata pilotata al fallimento e i 3 familiari sono stati denunciati per bancarotta fraudolenta. È stato creato un importante ammanco di cassa di 150.000 euro giustificanti in contabilità con delle causali di fantasia. Inoltre è stata costituita una nuova azienda ad hoc che ha proseguito l'attività economica della pasticceria nella medesima sede. Azienda costituita nel 2010 e dichiarata fallita nel 2022, attività familiare che si è scoperto essere la prosecuzione di una precedente nata intorno ai primi anni 2000. È il classico sistema delle imprese apri e chiudi che vengono portate a cessazione una volta che viene accumulata una particolare entità dei debiti, soprattutto di natura tributaria e contributiva. L'impresa ha subito l'occultamento delle scritture contabili, così impedendo al curatore fallimentare di ricostruire la situazione economica, finanziaria e patrimoniale al momento del fallimento. Giungla urbana, Lappiani, residenti e visitatori esasperati, impossibile trovare parcheggio, si gira anche per 30 minuti, le rassicurazioni dell'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese, lavori quasi ultimati, il piano interrato aprirà la prossima settimana. Parcheggi selvaggi, auto in sosta a motore acceso, lavori in corso e ogni mattina parte la gara al posteggio. Ma l'inferno nella giungla urbana dell'Appiani ha le ore contate. Lo fa sapere l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese. Lavori quasi ultimati, dice. La prossima settimana aprirà il piano interrato. A metà marzo il parcheggio sarà di nuovo completamente agibile e utilizzabile in tutti i suoi piani. Continua intanto lo stress quotidiano di residenti e visitatori occasionali che devono recarsi agli uffici per sbrigare incombenze burocratiche. Ogni volta è difficoltoso trovare un parcheggio qui in effetti, però ci sono vari uffici e che avrebbero bisogno di più parcheggi, altrimenti uno come fa arrivare anche in orario se non può parcheggiare? Io abito in Viale Appiani e la pista ciclabile ormai da 4-5 anni è diventata un parcheggio ufficioso del Tribunale, sono sparite le linee per terra, restano i cartelli. Come ciclista non so se correre in strada, se correre contromano in strada, se correre sul marciapiede che non dovrei, e qui vediamo un esempio di quello che di solito c'è ogni giorno in Viale Appiani. Se si arriva presto, intendo dire meno un quarto alle 8, sì, altrimenti è difficilissimo, so che alcuni miei colleghi appunto non trovano posto. Oppure si gira per anche un'ora? Sì, si gira nei dintorni fino a che si trova, insomma, se non arriva verso le 8:30-9 fa difficoltà. Un problema anche per chi all'area Appiani ci lavora. Malissimo, non ci sono parcheggi e bisogna girare anche 3-4 volte per cercare un parcheggio, approfittare del parcheggio del panorama che non è piacevole. Ma anche i clienti si lamentano dell'assenza di parcheggi. Solo la domenica c'è la possibilità di trovare un parcheggio, ma durante la settimana è impossibile.
La proprietà del gruppo Cartario Progess di Strana è in fase di composizione negoziata dalla crisi, ha espresso ai delegati dell'SLC CGIL l'intenzione di preservare l'occupazione e la capacità produttiva del gruppo a partire dal nuovo piano industriale e da una ristrutturazione del debito. Lo riferisce il segretario generale della categoria Nicola Talmi. Ho espresso l'interesse e l'impegno della SLC CGIL, ha detto il leader sindacale, per costruire un clima di relazioni sindacali trasparenti e costruttive, sollecitando anche l'opportunità per l'azienda ad un confronto al tavolo ministeriale che verrà convocato nelle prossime settimane e la necessità di svolgere assemblee con lavoratrici e lavoratori per renderli partecipi del percorso di risanamento e rilancio del gruppo. Ospite ieri sera a Ring il sostituto procuratore di Venezia Ermindo Mammucci, rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati per la corrente magistratura indipendente di area centro-destra. Le sue parole per spiegare i motivi del no alla riforma della giustizia. Lo sciopero è confermato, ma siamo allo stesso tempo fiduciosi che l'incontro con il governo possa, come dire, far fare un passo indietro allo stesso rispetto alla riforma in atto. Aperti al dialogo, ma solo per chiedere al governo di ritirare la riforma sulla separazione delle carriere. Questo è l'obiettivo che si è data l'Associazione Nazionale Magistrati anche all'indomani dell'elezione del suo nuovo presidente Cesare Parodi, espressione della corrente magistratura indipendente di area centrodestra, ma che comunque si impegnerà nel prossimo incontro con Nordio per chiedere un dietrofront. Solo eliminandola si può ritornare a una situazione in cui noi possiamo spiegare quali sono eventualmente le riforme che andrebbero fatte, perché nessuno dice che tutto va bene, ma dateci voce. Così il procuratore veneziano Ermindo Mammucci della medesima corrente, ospite sul Ring di Ferdinando Avarino. Esclude Mammucci che PM e giudici possano influenzarsi a vicenda solo perché afferenti allo stesso gruppo, ma soprattutto avanza l'ipotesi pesante che aleggia tra i magistrati. Questa riforma, si ricordi, non sarà fine a se stessa. Il motivo per il quale questa riforma avviene, ovvero quella di separare il pubblico ministero dai giudici, è perché poi ci sarà successivamente un'ulteriore riforma, e questo lo dicono tutti i magistrati, che sottoporrà il pubblico ministero all'esecutivo. Così come avviene in Francia, un'ipotesi caldeggiata nonostante il fermo diniego del ministro della giustizia Carlo Nordio. Perché le ho spiegato che i motivi che vengono addotti oggi a questa riforma non ci sono. Cioè, se voi mi dite che la riforma viene fatta per evitare un trasferimento di funzioni, il trasferimento di funzioni non c'è. Se voi mi dite che questa riforma viene fatta perché si ha paura che una richiesta di archivio non corrisponde alla realtà. Il procuratore, che nel corso della puntata ha esplicitato come sia distorta l'immagine della categoria. Non siamo una casta, ha detto, lavoriamo giorno e notte e anche i weekend per garantire una giustizia più veloce, manca però il personale amministrativo. Tu puoi anche avere una Ferrari, ma se poi non hai il personale, se non hai la benzina, quella Ferrari rimane in garage. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, ormai superato il picco dell'influenza stagionale che ha costretto a letto 110.000 trevigiani, e intanto dagli ospedali arriva un'altra buona notizia. Devo dire che il Covid praticamente, lo dico con gioia, è sparito, non ne troviamo più. A 5 anni dall'inizio dell'incubo Covid si possono dire oramai azzerati i contagi nella Marca, dove diminuiscono anche i casi legati all'influenza stagionale che dal 15 dicembre ad oggi ha colpito 110.000 trevigiani. Nel giro di una quindicina di giorni anche questo virus dovrebbe essere definitivamente debellato. Abbiamo scavalcato, come si suol dire, scollinato, sì, oggi siamo a 170 ricoveri. Per quanto riguarda le vaccinazioni antinfluenzali, in alcune aree della provincia si è raggiunta una copertura del 60-65%, in altre come la Pedemontana e l'Asolano, e in cui storicamente la percentuale scende nettamente. E là siamo intorno al 39%, non di più, di vaccinati per l'influenza, stiamo parlando di influenza. Sì. E devo dire che c'è stata un'implementazione di ricoveri in quell'area.
Questa mattina nella palestra Aurora a Sant'Antonino l'ultimo saluto al professor Antonio Zappadora, esule istriano, docente e socio onorario dell'Ateneo di Treviso. L'addio al professor Antonio Zappador, il padre, l'uomo di cultura, l'amante dei viaggi e grande conoscitore della lingua inglese che per anni aveva insegnato nelle scuole superiori di Treviso. Cordiale, intraprendente, creativo, sempre entusiasta nel fare, nel promuovere, nel coinvolgere. Così viene ricordato durante l'omelia. La foto dell'epigrafe dice molto della sua gioia di vivere, della sua serenità, che lo ha sostenuto fino alla bella età di 100 anni. Impossibile poi non tornare indietro nel passato alla sofferenza mai sopita per l'abbandono della sua terra, l'Istria. Ricordo che da ragazzo e giovane ha vissuto quella terribile esperienza degli esuli istriani e dalmati. Fino all'ultimo momento al professor Zappador non è mai mancato l'amore della sua famiglia, quella famiglia che aveva costruito con la moglie Lidia, scomparsa qualche anno fa, con i figli Gianni, Antonella e Gabriella. Noi figli siamo l'eredità migliore dei nostri genitori, ha detto il parroco. La nostra vita è segnata anche dalle persone che ci hanno aiutati a conoscere e ad agire. Lui è stato per molti giovani tutto questo. Vorrei dire che il Signore ce l'ha donato perché fosse un dono tra noi a Treviso. Un ultimo commovente ricordo affidato al messaggio della Dante, di cui era stato presidente onorario. Antonio non è stato solo il presidente emerito della Dante, è stato anche un esempio di dedizione, passione e amore per la vita. E poi ancora una volta l'amore profondo per la sua terra natale. Il suo cuore è sempre rimasto lì. L'Istria ha plasmato Antonio ed è vissuta nei suoi ricordi, nelle sue storie e nella sua anima. Il tuo ricordo vivrà nei nostri cuori e la tua passione per la vita continuerà a ispirarci ogni giorno. Buon viaggio! Un assegno di 46.000 euro è stato donato questa mattina al direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi da parte di Conad. Il ricavato è frutto dell'iniziativa realizzata a dicembre con la vendita di campanelline natalizie ai supermercati. La cifra raccolta è stata devoluta all'unità di oncoematologia pediatrica del Cafoncello, dove in questo momento sono ricoverati 5 piccoli pazienti con una settantina complessivamente i bimbi seguiti a domicilio dal reparto. I 46.000 euro serviranno per l'acquisto di un piccolo ecografo per creare spazi per i momenti di creatività tra i piccoli malati e ancora per rendere più confortevoli a misura di bambino gli ambienti ospedalieri. Siamo allo sport, il valore della palla ovale nel campo del rugby Benetton. Mirko Casteller, ex atleta e psicoterapeuta, ha parlato con i ragazzi. Questo sport, dice, è un modo per affrontare la vita. 1, 2, 3! Vilarba! 1, 2, 3! Vilarba! 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 1, 2, 3! Vilarba! Una serata sul campo della palla ovale di Villorba per parlare ai giovani, per spiegare loro l'importanza di far parte di una squadra, di uno sport, le regole del rugby come regole di vita, in un periodo come quello che stiamo vivendo, dove si sente sempre più parlare di disagio giovanile. Il rugby è una scuola di vita, non è solo uno sport, è uno stile, è un modo per trasmettere valori fondamentali della nostra esistenza. Un gruppo di ragazzi che stanno nella realtà, non sono quei ragazzi collegati ai social, non sono quei ragazzi che cercano l'immaterialità, ma sono ragazzi che stanno in una squadra reale in campo. Uno degli elementi fondamentali del rugby, mai lasciare da solo nessuno e sostenere i compagni di squadra. Il rugby è un modo per affrontare la vita, non è solo uno sport. Presenti tanti atleti che hanno ascoltato con attenzione e che potrebbero lanciare la palla ad un amico, far sì che altri ragazzi possano avvicinarsi a questo sport invece di stare sui social e peggio in strada con qualche baby gang. Cosa possiamo dire a questi ragazzi? Devono essere, dovrebbero essere, dovranno essere protagonisti della loro vita. Sport sempre rugby, archiviata la bella vittoria contro l'Ulster, il Benetton al lavoro in questi giorni a Monigo per preparare la sfida in trasferta a Connacht.
È stata una vittoria importante e sappiamo quanto la classifica sia corta. Dovremo continuare a far punti per le nostre speranze di andare ai playoff. Quindi siamo contenti di aver compiuto un ottimo lavoro. Una vittoria rigenerante per spirito e classifica, la medicina giusta per il Benetton che in questi giorni lavora a Monigo per preparare con calma ma non troppo l'impegno in trasferta a Connacht. In mezzo c'è il 6 Nazioni, fra una settimana, il 1 marzo, la sfida in terra d'Irlanda. Sarà una gara piena di insidie e dovremo replicare come ci siamo preparati ad affrontare Ulster la settimana scorsa, adottando la stessa mentalità di approccio alla sfida. Non sempre è semplice partire, poi fermarsi, poi ripartire. C'è sicuramente il tempo per ricaricare le energie dopo gare difficili. Ora pensiamo solo a preparare al meglio la trasferta. Per Ellis Nyman una seconda stagione partita con qualche acciacco fisico, ma che ora lo può vedere protagonista per la rincorsa ai playoff. Ho dovuto saltare qualche partita e ciò è stato abbastanza frustrante, quindi sono contento di essere tornato per la vittoria contro Ulster. Ora spero di dare sempre il mio contributo per la squadra e il mio obiettivo è quello di continuare ad aggiungere la mia parte ad ogni partita. E siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano la cronaca, una persona rimasta intossicata ieri sera per aver respirato il fumo sprigionato dall'incendio del tetto della sua abitazione. Il fatto è accaduto attorno alle 21:30 a Marsiai di Cesio Maggiore. I pompieri, un quarto d'ora dopo, sono arrivati in forze da Feltre e dalla centrale di Belluno. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del SUEM e successivamente trasferito all'ospedale. Fortunatamente non in gravi condizioni, l'uomo è stato dimesso nella tarda mattinata di oggi. Le fiamme sono state circoscritte rapidamente, i danni sono ingenti. L'incendio ha danneggiato la quasi totalità della copertura del tetto, la soffitta dove erano depositate masserizie e l'ambito, la copertura della casa adiacente. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, ma verosimilmente le fiamme si sono sviluppate per il malfunzionamento della canna fumaria. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse verso l'1:30. In momenti di tensione stamattina in zona Vaneggia Belluno un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto mentre venivano eseguiti lavori per conto del comune per la realizzazione di un tratto del marciapiede di collegamento alla ciclabile. Per prudenza alcuni edifici sono stati evacuati allontanando le persone, mentre la polizia ha sospeso la circolazione nel tempo necessario per portare a termine le operazioni. Messe in sicurezza l'area, gli artificieri della questura hanno rimosso la bomba inesplosa che ora verrà fatta brillare in un luogo opportuno. Anche Belluno si scende in piazza sabato prossimo contro il DDL sicurezza, una quarantina di sigle fra associazioni, movimenti sindacali e partiti hanno aderito all'iniziativa per costruire un'opposizione sociale che chiede al governo la sicurezza vera e non uno stato di paura. Contro il DDL sicurezza si scende in piazza anche a Belluno sabato prossimo, in contemporanea nei capoluoghi italiani importanti, oltre a decine di iniziative in altre città e province. La rete bellunese, contraria al disegno di legge del governo Meloni, sfilerà per le vie del centro città per dire no a un'iniziativa che, se già adottata, avrebbe decimato gli attivisti di Acqua Bene Comune, bloccherebbe la voce sempre più arrabbiata dei comitati in difesa della sanità pubblica e di chi vive lo smantellamento progressivo di ogni servizio. Questo pacchetto sicurezza si articola su due piani che sono paralleli e paradossalmente convergenti. Da una parte attacca tutte le soggettività più marginali, due su tutte, carcerati e migranti,
e dall'altra cerca di reprimere sul nascere ogni forma di dissenso o rivendicazione sociale. Una quarantina di sigle compongono una rete composita che si sta battendo per i diritti e le libertà costituzionalmente garantite. Un progetto, affermano alcuni rappresentanti della rete bellunese, che vuole fare il deserto e convincerci che questa sia la sicurezza a tutela delle persone in un territorio già di per sé complicato. Il progetto è ben preciso, loro stanno cercando di intimorirci per alla base evitarci di scendere in piazza e di protestare. Difendere il territorio, proteggerne la sicurezza significa partire dalle esigenze concrete di chi vive in montagna, dicono i promotori della manifestazione, che partirà alle 15 dal Parco Città di Bologna per poi sfilare in corteo per le vie del centro, perché solo con la paura non si va da nessuna parte. Ed è per questo che scendiamo in piazza questo sabato, ed è per questo che è bello vederci anche tutti uniti per far vedere proprio che non ci fanno paura, non ci fa paura questo disegno di legge, questo governo non ci fa paura, e che se loro ci impediscono, vogliono impedirci di manifestare, noi invece scendiamo in piazza e rivendichiamo questo nostro diritto sancito dalla Costituzione. Ed ora parliamo della diga Vanoi. I trentini fanno sul serio. Dalla comunità di Primiero e dai comuni del territorio è partita la richiesta di verifica alla Corte dei Conti del Veneto per l'inutilità di ogni ulteriore spesa per la progettazione esecutiva del serbatoio. Nel documento si ricorda come il consorzio Brenta fosse già stato diffidato lo scorso agosto dal compiere ulteriori attività volte alla progettazione e realizzazione di opere che interessano la provincia autonoma di Trento, ma come è noto il consorzio non ha fatto alcun passo indietro e per comunità di Primiero e comuni questo comportamento manca di rispetto democratico verso i cittadini. Alla Corte dei Conti si chiede di verificare per quanto di propria competenza l'illegittimità dell'opera senza un'intesa preventiva con la provincia autonoma di Trento sull'utilizzo del bene pubblico acqua. Non passa inosservata l'incuria che ha avvolto negli ultimi tempi il monumento alla Resistenza, opera dello scultore Augusto Murer. Per i bellunesi sono una presenza familiare. Parliamo delle opere di Augusto Murer in Piazza dei Martiri. Sculture che durante il Natale erano state occultate in maniera discutibile e di cui fino ad oggi 2 su 3, mentre l'erba è curata e tagliata, erano indecorosamente coperte da rami di edera che crescevano certo da parecchio. La piazza deve il suo nome al fatto che il 17 marzo del 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, 4 giovani partigiani furono uccisi dai soldati nazisti e per ricordarne il sacrificio i loro nomi si possono leggere su 4 lampioni della piazza dove furono impiccati. Nei giardini progettati dall'architetto Alberto Alpago Novello negli anni '20, nel 1965 furono collocate 3 sculture in bronzo dell'artista Falcadino, a sua volta partigiano, in memoria del tragico episodio. A me spiace, sono qua appunto non dico per giustificarmi, però come vedete insomma cerchiamo sempre di tenere con i nostri operai i giardini in ordine. Allora diciamo che ancora non è partita la manutenzione primaverile, perché come voi sapete d'inverno ovviamente non si fa manutenzione come la si fa d'estate, anzi dalla primavera. Sinceramente se non ci fosse stata la segnalazione forse non me ne sarei accorta. Assessore, stile Striscia la notizia, facciamo un nodo al fazzoletto e ci rivediamo senza edera fra quanto? Ah beh, anche domani vengo qua io e la tiro via con le mani, non è un grosso problema. Immediato l'intervento dopo la nostra segnalazione, con il ripristino di un decoro doveroso, perché al di là dello status, che sembrava una mancanza di rispetto non solo nei confronti delle sculture in quanto opere d'arte, ma soprattutto dei tragici fatti storici che vi sono rappresentati. Inoltre non vi è alcuna targa che ne dica l'autore e il significato, questione che abbiamo, con la speranza che l'osservazione possa essere accolta, posta all'attenzione dell'assessore alla cultura di Belluno, Raffaele Damiano. Non tutti sono tenuti a conoscere Murer e a riconoscerne la firma, e non tutti sono tenuti a capire correttamente il significato di ciascuna delle 3 sculture, specie se si tratta di quei turisti che tanto si vorrebbe avere in città, a maggior ragione se provenienti dall'estero, come potrà accadere in occasione delle Olimpiadi invernali del 2026. Una tradizione che torna in città, a beneficiarne Belluno, che prima Castione e poi in centro storico potrà ammirare e applaudire una decina di carri allegorici assolutamente spettacolari.
Torna il carnevale a Belluno e tornano i carri, quelli di Castion, ma anche quelli di Sedico e con loro anche un gruppo di Sospirolo. Carri che in provincia sono solo questi. Prima domenica prossima a Castion, con la gara vera e propria per decidere il più bello, e poi il 9 marzo a Belluno. In totale a Castion sfileranno una decina di gruppi, a Belluno una quindicina. Sicuramente un impegno che ci eravamo presi moralmente dopo il Covid di riportarlo, quindi un grazie alla Proloco Pieve Castionese, un grazie al Consorzio Commercianti che insieme con noi riescono a rendere questo possibile. Una cosa che ci abbiamo pensato fin dall'anno scorso di riportare il carnevale, i carri in centro a Belluno, per riportare quello spirito di gioventù. Quando c'è chi dice che Belluno è una città per vecchi, no, portiamo i giovani. Per questi carri, frutto di una tradizione giunta alla sua 63esima edizione e che vengono creati nuovi ogni anno, il Comune di Belluno ha stanziato 3.000 euro, altrettanti il Consorzio Belluno Centro Storico, e così la Proloco Pieve Castionese può distribuire un contributo ad ognuno dei 6 gruppi che sono Visome, Caleipo, Sossai, San Cipriano, Brigate Biancoverdi e Asilo di Castion. Castion ha la tradizione in casa, quindi giustamente per ragioni di sfida, di rivalità si gioca prima di tutto nella piazza, in quel piano delle feste che in realtà di piano non ha nulla perché è l'unica piazza in salita della città. Poi si viene a fare, diciamo, la sfilata dei signori lungo il Piazza dei Martiri, e lì è più una cosa più di puro divertimento. Invece la sfida vera, quella in cui c'è da decidere chi vince e chi arriva secondo, e quello si fa a Castion. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci.